È davvero voglioso di cominciare questa nuova avventura Nicolò Zaniolo, sorpreso dall'ambiente udinese dentro e fuori dal campo. È questione di ultimi giorni, è stata molto molto lunga, molto estenuante come trattativa. Io ce l'ho messa tutta per venire qua, anche un po' forzando la mano col Galatasaray, perché comunque pensavo che fosse e penso che fosse il passo più importante per la mia carriera, per crescere, per tornare a dimostrare quello che ho dimostrato e poter, diciamo, raggiungere grandi traguardi insieme, perché so che qua è un ambiente perfetto per un giocatore, per potersi esprimere, per poter, diciamo, mostrare tutte le sue caratteristiche e le qualità che ha. E quindi sono molto felice di essere qua, sono contentissimo, è un ambiente bellissimo, si lavora benissimo, ci sono 300.000 persone che lavorano per questo club H24. Che non la si chiami ultima spiaggia? Assolutamente. Zaniolo però vuole rilanciarsi, consapevole di aver sbagliato in passato alcune cose. In questi anni diciamo che è stato un po'. Non voglio dare tanta sfortuna, non è stata la sfortuna perché comunque ci ho messo anche del mio, magari delle volte quando non vedevo che giocavo titolare mi abbattevo un po', mi chiudevo un po' in me stesso e quindi dopo naturalmente con l'aiuto delle persone giuste che ho a casa, che ho a fianco, che ho imparato ad ascoltare, naturalmente ti aiutano queste cose qua, ti fanno anche crescere, quindi sì, naturalmente in questi anni non ho avuto tanta continuità, questo mi è mancato, la continuità di giocare, di dimostrare, di sbagliare, di rigiocare, perché alla fine un calciatore deve sbagliare, deve rigiocare, se poi magari fai una, due, tre partite fatte male e dopo ti mettono fuori, anche le certezze le vieni un po' a perdere, quindi devo essere bravo io a non perdere queste certezze anche quando magari qualcuno me le leva e devo continuare, devo provare a non mollare mai, anche magari quando le cose non vanno bene. Tra i motivi che lo hanno convinto a dire sì all'Udinese anche un rapporto subito schietto con Costa Runiaic che si spera possa essere catalizzatore del suo ambientamento in Friuli per un ritorno a grandi livelli. Il mister ci siamo sentiti quando dovevo venire qua anche 2 o 3 settimane prima e diciamo, è subito scattato un feeling molto positivo perché comunque è una persona molto diretta, una persona molto, molto onesta e sincera e mi ha detto che comunque come da tutte le parti ci sono delle regole, lui non transige su quelle, io comunque sono assolutamente d'accordo con quello che mi ha detto.